Inaugurata oggi dall'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti, la mostra Belvedere Percorsi nella fotografia del paesaggio, ospitata nelle eleganti sale del Civico Museo Sartorio di Trieste. Si tratta della prima iniziativa pubblica ideata e realizzata dalla rete regionale delle fototeche e degli archivi fotografici, curata dal Servizio Catalogazione, Formazione e Ricerca dell'ERPAC e ospitata dal Comune di Trieste. Capire il significato e gli aspetti più reconditi di una foto, ha commentato a margine dell'evento l'assessore alla cultura, sport e solidarietà Gianni Torrenti, non è per nulla scontato in un periodo di sovrabbondanza di immagini, quasi di bulimia iconica. Questa mostra, per contro, ci fa riflettere proprio sui contenuti e sul valore dei diversi aspetti che compongono una foto, dall'ambientazione paesaggistica a quella storica, dalla percezione di chi guarda allo stato d'animo dell'autore. L'interesse e l'attenzione della Regione per i risvolti sociali della fotografia, conclude Torrenti, è dimostrata da questa interessante esposizione, oltre che dalla rinnovata valorizzazione di questa forma d'arte. La rete è un nuovo coordinamento sorto quest'anno dalla comune volontà di una serie di soggetti, dal CRAF di Spilimbergo al Consorzio Culturale del Monfalconese, dal Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine, al Centro Studi di San Pietro al Natisone, dal Carnia Fotografia alle fototeche civiche di Trieste e Udine, dall'Associazione Italiana Biblioteche allo stesso ente regionale Patrimonio Culturale, che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la collaborazione nei settori della conservazione, catalogazione, valorizzazione e promozione degli archivi. La mostra, visitabile fino al 26 febbraio, presenta un singolare allestimento inserito nelle austere sale del museo, poiché offre al visitatore la possibilità di un affascinante viaggio per immagini attraverso una città virtuale, ricostruita attraverso storiche fotografie d'archivio, ma anche cartoline turistiche o fotografie scattate a ricordo di viaggi e vacanze familiari. Nell'occasione della mostra, un convegno ha visto la presenza di esperti, studiosi, fotografi e artisti provenienti da diverse istituzioni culturali impegnate in regione e in Italia sui temi della fotografia. Si è discusso nell'affollata sala convegni del Sartorio dei rapporti tra i luoghi che abitiamo e visitiamo e la funzione della fotografia nel racconto delle trasformazioni urbane. Inoltre si sono approfonditi gli esempi di come oggi si stia ripensando l'uso della fotografia per rivelare e tramandare lo scenario visivo, spesso in precario equilibrio tra naturalità e intervento umano. È un progetto a cui teniamo molto, a cui l'ERPAC, Servizio Catalogazione, Formazione e Ricerca, ha lavorato nel corso di quest'anno, ovviamente con l'ausilio prezioso del Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo e a una serie di enti che hanno aderito con grande entusiasmo, grande volontà al progetto stesso. Si tratta di mettere a sistema una realtà estremamente vitale di questa regione, che però faceva fatica in qualche modo a interagire e a riconoscersi, ma la ricerca, lo studio, la catalogazione, la promozione e la valorizzazione degli archivi fotografici così importanti nel nostro territorio, così diffusi, così vivi e attivi, può essere veramente una risorsa, un potenziale di grande interesse per la cultura regionale ed è effettivamente una linea su cui la regione punta.